anche votare dai fiducia. Intanto si presenta benino. Ha detto che non si candida a consigliere però, quindi se non ce la fa a essere eletta non resta in consiglio regionale, quindi Non si candida a consigliere. Ma che cazzo? quindi non hai, hai una bella presenza per 40 giorni di governo elettorale. Va bene. Non fa come Cappelletti o come Vassoterti o come Ma Cappelletti non entra in consigliere. Sì che entra in consiglio perché si candida a consigliere. Ma dove deve andare? Non ce la fa. Ma lui può fare più candidature. Adesso sono possibili le prime candidature, quindi tu puoi candidare alle televisioni. Buongiorno Presidente. Adesso non lo fa. Anche da. Buongiorno. Buongiorno. Che schieramento. Che schieramento, sì. No, beh, penso che sia il minimo, no? Poi, a parte il fatto che ci sono sempre, per cui la dottoressa Russo è qui con noi tutti i giorni, sabato, domenica comprese, c'era quello che diceva isole comprese, no? Ma di solito non abbiamo il piacere di vederla, sappiamo che c'è. Però dovreste avere il piacere di citarla un po' di più, a dire la verità. Beh, deve parlare. Facciamo gli auguri a Francesco Bao che oggi compie 100 anni di Bassano del Grappa e quindi anche al signor Bao e tanti auguri di buon compleanno. Guardate, io darei subito la lettura del bollettino, dopodiché tratteremo il tema di oggi assieme alla dottoressa Russo che voi conoscete, che è il capo dipartimento di quello che è ovviamente il Dipartimento Prevenzione, e il dottor Giovanni Pavesi che è il direttore generale dell'ULS Benica e quindi che riuscirà poi a dare un quadro molto preciso di quello che è accaduto. Però passerei il bollettino perché è consuetudine, se poi non parlo del bollettino oggi finisce che mi riempiono di messaggi per tutta la giornata. I tamponi sono 1.1885. Quindi abbiamo passato, siamo a milione, abbiamo superato la soglia fatidica. Le persone in isolamento sono 781, sono 44 più di ieri, per ovvi motivi li sapete. Il numero di persone positive è 19.318, più 4. I ricoverati sono 169, sono meno 2. Terapie intensive sono 9, più 1. Un signore peraltro, adesso bisogna stare attento a dire anche le località perché poi è un signore che non c'entra niente con il focolaio del quale abbiamo parlato ieri. Morti 2023, il numero è invariato. I dimessi sono 3.611. I nati 84. Allora, tanto grazie per essere prima fuori programma, però ho pensato, oggettivamente ragionandoci un po' sopra, come dico io, e ho pensato che fosse più corretto, se fosse per me verrei qui anche domani, insomma, parlare ai cittadini direttamente, evitare che qualcuno vada a raccontare le cazzate, penso che sia la cosa migliore, i cittadini l'hanno sempre apprezzato. E grazie a voi che ci fate da tramite. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è che ieri abbiamo parlato di un cluster, come viene definito, di un focolaio, che è un focolaio con 5 positivi. Poi ve ne parlerà il dottor Pavesi. Ecco, io vorrei ricordare che nonostante qualcuno abbia tentato di buttare benzina sul fuoco, stiamo parlando di 5 positivi di un focolaio importato, cioè che siamo andati a prenderci il virus in Serbia e ce lo siamo portati a casa in auto. Punto, è finita lì la storia. Poi il piano di sanità pubblica interviene, agisce, qui c'è la regina del piano di sanità pubblica, colei che lo ha fatto e depositato e che li fa sempre per la regione del Veneto, stabilisce che i contatti stretti, cioè familiari, persone che comunque hanno fatto che sa un altro viaggio in macchina, 3 robe, persone che sono andate a cena assieme, hanno avuto contatti stretti,
devono essere messi necessariamente in isolamento fiduciario. Io penso che voi siate più esperti di me. Punto. Il Veneto non ha ripreso l'onda di contagi, il Veneto non ha avuto, guardate voi c'eravate ieri e io ho visto i vostri pezzi, sono stati assolutamente fedeli, però vedo che c'è una sorta di volontà di dare uno spaccato a livello magari nazionale che non è tanto coerente con quello che è accaduto. Voi sapete che il mio atteggiamento è quello sempre dell'estrema trasparenza e davanti a una storia come quella di ieri, nella quale si è parlato di un contagio portato da fuori, non è nato in Veneto, perché sappiamo l'origine di questo contagio, un viaggio in auto che riporta a casa 4 persone positive. Questo è quello che è accaduto. Il paziente 00, cioè il serbo, ci informano, spero di non dire che gli ha allungato la vita, il signore serbo sembra sia anche deceduto, mercoledì ci dicono. Per carità, è un'informazione che abbiamo avuto, era grave, spero che non sia vero, ma ci dicono questo. Allora, per dire che la storia è assolutamente delineata, stiamo parlando di 5 positivi venuti dalla Serbia, che si sono contagiati in Serbia, punto. Dopodiché qualcuno dice, ma è l'R con T, cioè oggi se qui la dottoressa Russo mi spiega sto R con T, cioè voglio spiegarvi che se io avessi 100 contagiati oggi e ne facessi 50 in più, il mio R con T sarebbe inferiore a quello di un'altra comunità che magari ha 2 contagiati e ne fa altri 2. Cioè i 50 contagiati in più dove ce ne sono 100 non fanno impennare l'R con T dove da 2 contagiati si passa a 4, perché ragiona con la percentuale, avendo noi una percentuale bassissima, se non 0, perché siamo passati da 135 focolai da inizio giugno a 22 di oggi, avendo noi una percentuale bassissima di contagiati, appena fai uno scattino è inevitabile che la percentuale va su. Vedrete dalla dottoressa Russo che però c'è anche qui una lettura che nessuno mai dà, che tra i contagiati ne abbiamo 118 che sono immigrati. Cioè, si apre anche il grande tema. Vedo che qualcuno dice ma le regioni dovrebbero, invocano autonomia, però dovrebbero allora stabilire quarantene. Guardate, le quarantene dagli altri stati le stabilisce il governo, punto, non c'è altro da aggiungere, non devono fare le regioni. Noi non ci occupiamo di frontiere ed è il governo che dialoga con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo dico perché qualcuno ogni tanto si perde per strada nel fare i ragionamenti. Non siamo noi che dobbiamo chiedere di far fare la quarantena a quel paese piuttosto che a quell'altro. In base ai dati epidemiologici la comunità sanitaria internazionale, l'ONU della sanità che è l'OMS, parla con gli stati membri e dice quante volte ho invocato in queste ultime settimane la necessità di paragonare modelli sanitari che sono differenti e cercare di assettarli. Voi capite che quante volte vi ho detto se non cerchi il virus non lo trovi, quindi se non fai i tamponi non lo trovi. Ma tutto questo ragionamento di ieri non c'entra niente con i tamponi, l'avete capito tutti, no? Riusciamo a spiegarlo bene ai cittadini. Non è una mancanza dei tamponi, è un'auto che è arrivata con 4 contagiati dalla Serbia, ai quali sono stati prontamente tamponati, poi vi dirà il dottor Pavesi di questo. Ultimo aspetto, io ieri forse non ho avuto il dono della chiarezza, non sono sicuro di averlo detto molto chiaro. Vi ho parlato di un'ordinanza che vi confermo lunedì, ma non di restrizioni rispetto alla libertà dei cittadini. Potrei chiederlo a voi cosa ho detto, sono sicuro che mi dite cosa ho detto. Ho detto che porterò un'ordinanza per essere ancora più efficace negli isolamenti fiduciari dei positivi e di coloro che sono stati in contatti stretti. E vi ho anche detto, guardate che è stato tolto il penale, perché se è vero che c'è nel positivo, cioè il positivo se esce di casa può prendersi fino a 18 mesi di reclusione e c'è il penale, e la multa non so da essere 5.000 euro, una roba del genere, non mi ricordo più, fino a 5.000. Ma colui che non è positivo è in isolamento fiduciario perché è un contatto stretto, con l'ultimo decreto non c'è più il penale e la multa massima è 1.000 euro. Questo io ho detto. Quindi dico a tutti coloro che magari sono in ansia, giustamente, che magari sono stati mal informati da qualcun altro, che noi non abbiamo mai annunciato provvedimenti restrittivi sui cittadini. Abbiamo detto che
presentiamo un'ordinanza per essere più efficaci nel controllo di chi ha il virus e non deve andare in giro per le strade e infettare qualcun altro. Tant'è vero che ho introdotto anche un altro principio, che è quello che trovo corretto, che si pensi anche a legittimare sempre di più il trattamento sanitario obbligatorio in casi estremi. Qualcuno ha detto a Mazzaia vuole usare il TSO dei matti. No, il trattamento sanitario obbligatorio non è per chi va fuori di testa, è un trattamento sanitario obbligatorio che nelle epidemie si può fare in casi diciamo particolari. Ovvio che qui c'è un vulnus anche qui legislativo, per cui il caso del paziente che non vuole stare in ospedale, che è visibilmente infetto, che è sintomatico, eccetera, in teoria il TSO lo dovremmo far veicolare verso un sindaco che lo dispone, cioè capite che è una roba che non finisce più. Invece il sanitario deve essere in condizione di dire guardi, lei si ferma qui e non va da nessun'altra parte. Peggio ancora se colui che è infetto è sintomatico addirittura gira per le strade, quindi c'è il tema della denuncia o quant'altro. Questo è quello che ho detto. Ho parlato con il ministro Speranza, tra l'altro mi ha chiamato lui, l'ho sentito ieri, ci siamo sentiti anche stamattina, penso alle 7, perché aveva visto i giornali. Ne ha parlato e anche lui riconosce che il tema del trattamento sanitario va chiarito fino in fondo, perché effettivamente davanti a casi estremi i nostri sanitari, per attuare il piano di sanità pubblica, non è che lo fanno perché siamo entrati in una dittatura, no? Qualcuno dice il trattamento sanitario, guardate che una persona infetta da coronavirus non può andare in giro, l'avete capito? Cioè stiamo parlando della propria salute, ma anche di quella degli altri, che ci interessa ancora di più, perché beccarsi l'infezione per colpa di qualcun altro non è mai il massimo della vita. Quindi anche il tema del trattamento sanitario è fondamentale che arrivi fino in fondo. Quindi volevo semplicemente dirvi questo: stiamo parlando di 5 contagiati che vengono da fuori, stiamo parlando non di un ecatombe evento di contagi, perché non c'entra niente. Poi la dottoressa Russo vi dà i dati a questa mattina e vedete che i dati sono assolutamente di una condizione covid free per il Veneto, lo potete scrivere senza problemi. Del resto vedo che anche il mondo scientifico dice il contagio è basso, la virulenza non virulenza. Noi guardiamo i dati, noi non siamo degli scienziati. I dati che ci porta la dottoressa Russo sono dati censiti, ufficiali, che chiunque può controllare, che hanno dei nomi e cognomi dietro. Quindi la Serbia, i dati, il tema delle leggi e l'ordinanza per chi è in isolamento fiduciario, non per chiudere attività, fare lockdown, altre menate che vedo che qualcuno si diverte a diffondere come fake news. E poi ovviamente tutto quello che è il piano di sanità pubblica che ci sta a cuore. Però penso sia corretto adesso passare la parola al dottor Pavesi, che c'è il posto Giovanni, che vi dà un ulteriore aggiornamento rispetto al cluster vicentino, e da lì dopo dove parte questa vicenda. Prego. Grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno. È il primo caso di un cieco importato dall'estero per noi, ma è l'occasione per riportare agli esatti termini della questione, che mi pare siano stati anche abbastanza ingigantiti. La vicenda la conoscete: il 25 di giugno 4 concittadini veneti rientrano da un viaggio di lavoro dalla Serbia, presentano soprattutto uno di questi una forte sintomatologia abbinabile al coronavirus. Il 26 e il 27 non ritengono però di accedere ai nostri servizi, lo fa la persona maggiormente sintomatica il 28, o meglio la notte tra il 27 e il 28 accede al punto soccorso di 90 lo prende in carico, ne verifica effettivamente da un esame obiettivo che il paziente presenta sintomatologia da coronavirus, viene trasferito in ambulanza da 90 a Vicenza. A Vicenza nella prima mattina di domenica viene tamponato, al pomeriggio abbiamo l'esito del tampone positivo, viene trattenuto nell'area Covid del pronto soccorso fino alla mattina del lunedì, dove non accetta di essere ricoverato alla proposta che gli viene fatta,
e firma per rientrare a casa, dà sicurezza che abita in un'abitazione molto ampia e solo, non ha familiari attorno a sé tranne un collaboratore di famiglia. Torna a casa, lo teniamo monitorato come facciamo con tutti i soggetti che vengono trovati positivi, vengono domiciliati, non riteniamo soddisfacenti il contatto che abbiamo e anche con l'aiuto del sindaco, che ringraziamo pubblicamente, il sindaco di Sossano, perché la residenza è a Sossano, mercoledì mattina con un'ambulanza ci ripresentiamo a casa del soggetto e lo ritrasferiamo in ospedale. In ospedale viene ricoverato prima in malattie infettive ed ora in terapia intensiva. La prognosi è ancora riservata, è critico, anche se abbiamo un moderato ottimismo delle ultime ore, mi pare che stia reagendo bene alle cure e alla terapia. Contemporaneamente vengono contattati anche i 3 compagni di viaggio che presentano una sintomatologia molto inferiore, uno è quasi asintomatico, uno è pauci sintomatico, un altro anche lui ha pochi sintomi, e contemporaneamente il quinto caso è una persona che nel periodo tra il ritorno dalla Serbia e il ricovero in ospedale ha avuto contatti con questa persona. Quindi complessivamente sono questi 5 casi. Ci facciamo dare da questa persona, come facciamo con tutti, l'elenco dei contatti stretti. Partiamo già nella giornata di lunedì, e anche qua c'è stato un po' di reticenza nel fornirci tutti i dati che ci servivano. Partiamo come facciamo sempre, sia noi che i colleghi di Verona e di Padova, dove afferiscono 2 dei 5 casi a quella che ormai conoscete come l'indagine epidemiologica, quindi l'intervista ai contatti stretti e che progressivamente allarghiamo con un'indagine anche autonoma nostra, fino ad arrivare a identificare 52 casi che riteniamo meritevoli di indagine. Lì abbiamo tamponati tutti, 52 solamente afferenti a Lus Berica. E ti do gli altri 2 numeri che non vorrei essere impreciso, 37 a Verona, mi pare 28 a Padova. E per quanto riguarda i 52 casi della Russia di Vicenza, gli esiti sono stati del primo tampone, sono tutti negativi. Le persone però sono in isolamento fiduciario, verranno chiamate da noi per il secondo tampone. Concludo, mi sembra intanto forse l'interesse anche giornalistico della novità di questi casi importati dall'estero. Non è un focolaio nostro, non è una situazione che sia maturata all'interno dei nostri territori. Il secondo aspetto, mi pare un buon lavoro fatto dal sistema sanitario regionale nell'intercettare e verificare i casi che fortunatamente ad oggi sono tutti negativi. Noi ieri abbiamo dato un numero verde che sottolinea funziona anche il sabato e la domenica per eventuali altre persone che fossero venute in contatto con questi positivi oppure avessero avuto contatti di altro genere indiretti, di rivolgersi tranquillamente ai nostri servizi che provvedono a tutto il percorso di screening successivo. Resta, ed è questa l'ultima, quindi lo riteniamo, non dico nell'ambito della normalità, è ovvio, ma in un ambito di un'operazione che noi siamo pronti a fare, noi a Vicenza, a Padova, a Verona, in ogni e qualunque momento. Le strutture territoriali mi pare stiano dimostrando di essere molto avviate, perché ragionate, sono 100 tamponi che vengono fatti immediatamente su aree diverse della nostra regione sul medesimo caso che è stato immediatamente circoscritto. Resta la necessità di una collaborazione sul fronte proprio della sensibilità civica di queste persone che devono rimanere a casa. Le quarantene noi le controlliamo, nel senso che controlliamo telefonicamente, ma pensate che in questo caso queste 100 persone non è che possiamo tutto il centro avere il carabiniere davanti alla porta di casa, quindi abbiamo un contatto giornaliero continuo con i casi più sintomatici e dei contatti giornalieri oppure attraverso anche l'amministrazione locale per i casi asintomatici, ma è chiaro che finché non facciamo il secondo tampone le persone non le liberiamo. Scusami, se possiamo chiarire per favore dottore la vicenda Bosnia,
Perché voi sapete che sono stata storia Serbia, Bosnia. Sì, Questa è una spiegazione, non è un errore di... No, perché noi abbiamo sintetizzato dicendo il viaggio dall'estero. Queste persone effettuano un viaggio di ritorno dalla Bosnia, dalla Serbia, grazie Presidente, dalla Serbia dove si erano recati per lavoro. E questo è avvenuto tra il 23 e il 24, il 25 rientrano e quasi in giornata riprendono la macchina e vanno in Bosnia, a Medjugorje, da dove rientrano praticamente nella notte del 26. Quindi è un doppio viaggio su due aree, entrambe a rischio, svolto probabilmente già sicuramente da una di queste persone, non so se più di una, già con i sintomi del contagio addosso. Mi scuso, mi perdoni, non ho colto questo punto. Cioè questi uomini, questi quattro, prima vanno a fare il viaggio di lavoro in Serbia dove tornano a Sossano, dove diavolo e fanno poche ore e ripartono per Medjugorje. Sì. Ma quando ripartono per Medjugorje sono già infettati perché Riteniamo di sì, non vengono intercettati dai servizi, nel senso non lo possiamo dire perché non hanno detto nessuno. Perché nessuno l'ha detto, però il tempo che noi stimiamo della virulenza e della patologia dovrebbe ragionevolmente farci dire che già dal primo rientro dalla Serbia, e ce lo conferma anche il fatto che i contatti avuti in Serbia sono i contatti, come ha riferito il Presidente, che poi vengono rilevati malati e pare anche uno deceduto. Mi scusi se la interrompo, ma è un dettaglio proprio per capire. Lei parla sempre di 5 positivi, no? 4 sono i viaggiatori di Sorrisi. La quinta persona, come è entrata in questa vicenda? È entrata in contatto con una delle persone positive, al rientro, nella fase del 26 e del 27, si è incontrata, ha avuto contatti con uno dei positivi. Quindi è un contatto locale. E sarebbe questa donna, questa commerciante che non voleva fornire informazioni? Corretto, è la persona di Padova. Non ha partecipato al viaggio, ma ha avuto contatti diretti con una delle persone. Grazie. Sì, allora vogliamo... Allora, io chiedo una cortesia ai colleghi per motivi tecnici, parlare molto forte al microfono, grazie. Vanzan, poi chi c'è? Piero, Fois, Prigioni, dopo. Direttore, buongiorno. Rifaccio le domande tecniche un po' velocemente per avere un po' tutto. Allora, queste 4 persone sono tutti colleghi di lavoro? Sì, 4 più una persona invece che non è dell'ambito lavorativo. Ok, 4 fanno un viaggio in macchina. Sì. Benissimo. Vanno in Serbia, nell'azienda di uno di questi. Restano lì e tornano indietro. Nel report di ieri abbiamo letto che hanno avuto a che fare con un operaio serbo e un operaio bosniaco, di cui uno già infetto. Ci può spiegare un attimino? Sulle vicende avvenute in Serbia non ho tutti i dettagli che può chiedermi, nel senso che abbiamo la conferma che hanno avuto contatti con persone che in Serbia erano infette, che dopo sono state ricoverate o sono andati in ospedale in Serbia. Adesso che fossero 2 o 3 gli operai, probabilmente c'è un focolaio, c'è un cluster in Serbia, probabilmente anche nella stessa struttura industriale dove lavorano, questo non siamo in grado di dire. E vi risulta che uno delle persone, uno degli operai con i quali sono venute in contatto sia morto? Ci è stato riferito oggi, sì. Noi dobbiamo dire che è grave, però c'è stato riferito che sembra una persona adulta, anche se di 70 Dai anni. questionari, dalle interviste che il vostro personale sanitario ha effettuato, quindi ha fatto le domande a queste 4 persone, sono 3 vicentine e un veronese, corretto? Avevano avuto sentore di essere a contatto con persone che forse erano malate di coronavirus? Si erano preoccupate mentre erano in Serbia? Allora, che avessero avuto il settore sicuramente, perché quando si sono presentate ai nostri servizi hanno subito identificato prima ancora di noi il fatto di aver avuto contatti con persone in Serbia che probabilmente non si dichiaravano infette ma che avevano tutti i sintomi della malattia. Perfetto.
Certo. Secondo lei, comunque da quello che vi hanno risposto, avevano la mascherina questi 4 veneti mentre erano in Serbia o in macchina o erano molto se mi dicesse con sicurezza la risposta non lo so, riterrei ragionalmente di no. Sicuramente hanno viaggiato all'interno dell'autovettura senza mascherina. Si considerate che la Serbia ha il virus in questo momento? Belgrado è in lockdown oggi. Come? Belgrado è in lockdown oggi. Ah, in lockdown? Sì. Sì, Belgrado. La Serbia in questo momento è in difficoltà. Come hanno spiegato? Perché è curioso. Vai a fare un viaggio, vai per lavoro, torni e lo stesso giorno prima di riparti per andare a Giudoli, cioè andavano a pregare, Questo afferisce a comportamenti privati che noi non è che dobbiamo indagare. Le ricordo a questa professione che il paziente con cui noi abbiamo avuto il contatto continuo è il titolare dell'azienda, quello che ha ricoverato, che faccio presente da quando si è presentato all'ospedale a quando è stato ricoverato ha obiettivamente rappresentato uno stato di salute particolarmente difficile. Dal 1 luglio praticamente non è intervistabile perché è stato trasferito in malattie infettive e subito dopo in terapia intensiva, e anche nella fase dei colloqui dobbiamo rappresentare una collaborazione ridotta ai minimi termini. Vi faccio un esempio che vale per tutti. Abbiamo chiesto in maniera molto insistita di avere l'elenco delle persone che avevano partecipato a questa famosa cena, la cena del 28, del 27, per il 27 sabato, all'esito della quale dopo finita la cena il soggetto si presenta in pronto soccorso. Abbiamo un elenco di 20 nomi, quando sappiamo con ragionevole certezza che gli invitati erano più di 100, adesso non abbiamo numerato, ed è per questo che noi ieri abbiamo fatto, penso sia andato in stampa oggi, un comunicato che è una specie di appello a dire, perché ci risulterebbe che ci sia gente che ha partecipato alla cena e che non sia a conoscenza di tutta la vicenda. Adesso può sembrare un po' strano, ma c'è gente che si informa poco, perché noi ufficialmente e sul fronte della collaborazione abbiamo avuto solamente 20 nomi da questa persona, mentre erano molti di più. Scusi, ma che età ha questo signore? 65. Una persona anche che presenta alcuni rischi. Mi fa finire la risposta proprio sulla base della domanda che mi ha fatto e su un atteggiamento che se non reticente o quantomeno è sicuramente incompleto e poco collaborativo. Noi oggi abbiamo presentato in procura una segnalazione perché ravvisiamo i profili per una colpevolezza da parte di questa persona, che partono dalla mancata collaborazione con l'autorità sanitaria fino al rischio di provocare epidemia nella popolazione consapevole di essere portatore di un contagio. Quindi questa è una notizia, il Presidente lo sa, è un punto su cui giustamente il Presidente ha molto insistito, ce l'abbiamo in mano qua il testo, oggi viene depositato oggi in procura di Vicenza, è una segnalazione. Sarà ovviamente la piccola Vicenza a ravvisare se ci sono elementi di colpevolezza prima di indagine o di colpevolezza. Quindi qualche altro elemento preferisco anche tenerlo un attimo riservato, però ci stiamo muovendo anche per verificare il profilo di colpevolezza su questa persona. Direttore, invece per quanto riguarda i contatti, voi ne avete avuto 52 a Vicenza, poi abbiamo 37 di Verona e 28 a Padova. Allora, dei 52 primo tampone tutti negativi, giusto? Questi quindi... sono ancora più preciso. Sono 52 tamponi negativi e un tampone che lo dobbiamo ripetere. Vi confesso che quando li ripetiamo abbiamo sempre anche qualche sospetto che è il tampone dell'unico collaboratore familiare che lavora all'interno della famiglia. Maggiordomo. Corretto. Le persone che hanno fatto il tampone da risultato negativo devono quindi, in base al piano della dottoressa Russo, restare a casa? Assolutamente, anche se, scusi se troppo, anche se sono nella totalità dei casi tutte situazioni asintomatiche. Tutte persone che non si sono presentate a noi con febbricola, astenia, eccetera, però nonostante questo le abbiamo chiesto di rimanere in casa. Devono rimanere a casa per 14 giorni. Sì, adesso sì, per 14.
Allora, sono 14 giorni, stiamo calcolando quando stimiamo il momento di contagio, quindi non necessariamente sono 14 giorni dal primo tampone al secondo, sono 14 giorni però che calcoliamo dal momento in cui noi stimiamo dal colloquio con la persona che potrebbe essere avvenuto il contagio. Quando prevedete di fare il secondo tampone? Allora noi già lunedì li richiamiamo tutti perché stiamo stimando poi tempo, probabilmente andremo alla fine della settimana prossima, ai primi della prossima, sperando di riconfermarci tutta la realtà che abbiamo trovata. Scusate, continuo, poi vi lascio tutta la dopo la scaletta se non vi dispiace. Per l'esperienza che avete voi al bus d'Erica, quando questa è la prima segnalazione che fate alla procura, ma quando uno, se ci può ripetere, è asintomatico ed è in isolamento, può uscire e non rischia niente se non la multa, è corretto? Non può uscire, non può uscire. No, se esce. Cioè, per definizione la quarantena è uno stato in cui se io non sono positivo e sono in isolamento ed esco, rischio la multa, giusto? Corretto. Se invece sono in isolamento positivo, rischio il penale. Fino a 18 mesi di casa. Però lo stato è identico, E prima di dare la parola a Considerate che questa è la base fondante del piano della sanità pubblica del Veneto, che è quello che ci ha permesso di essere sempre performanti. Anzi, sarebbe bello, dottoressa, dare un giorno il numero degli isolamenti che abbiamo fatto in tutto il Veneto in 4 mesi. In questo momento ne abbiamo 780 persone in isolamento fiduciario, però considerate che penso che siano migliaia. Sì, sono arrivati anche a 18.000. Considerate che abbiamo avuto 19.000 positivi, se fate anche un minimo di 10 persone di contatti ristretti sono in positivo, sono almeno 190.000-300.000 persone in isolamento in 4 mesi. E prima di dare la parola a Tosato, raccogliendo l'appello del dottor Pavesi, vi ricordo che ieri vi ho rilanciato il comunicato della Olsperica che ha dato un numero di telefono al quale rivolgersi, raccogliendo anche le istanze della stampa locale. Quindi oggi, se potete, rinnovate l'invito a farsi vivi chi potesse essere stata a quella cena o in quei posti pubblici. Tosato. Sì, il direttore Pavesi è stato chiarissimo, quindi non è lui chiedere solo un dettaglio. Questa cena, diciamo, delle beffe era una festa di compleanno, cos'era? Sì, anche questa qua di Gabriella, sì, è una cena con molti partecipanti, anche a me hanno riferito che era di compleanno, quantomeno era riprogrammata, quindi stimiamo una partecipazione molto ampia sostanzialmente, non era una cena per pochi intimi. Domanda più sostanziale, poi anche un quesito per il Presidente, se può. Prima sentiamo la dottoressa. Ecco, sì. I dati 52, 37 e 28, cioè le persone in isolamento nelle 3 province. Il direttore Pavesi ci ha informato sull'andamento sui tamponi agli isolati vicentini. Per quanto riguarda i 37 veronesi e i 28 padovani, com'è la situazione? Risulta fino a ieri, con i colleghi ci eravamo sentiti, erano tutti negativi. Però non tutti gli esiti, nonostante i tamponi fossero stati fatti da tutti questi soggetti contattati, non avevamo ancora i referti di tutti, e quindi di quelli di cui abbiamo i referti, non lo so di preciso il numero, erano fino a ieri negativi. Stamattina non mi hanno comunicato niente, quindi o stanno ancora arrivando, comunque non ci sono nuovi positivi. Grazie. Piero. Solo due questioni, se possibile. La prima per essere chiaro su questo. Supponiamo che uno presenti in un ospedale, no? Come il caso di cui parliamo di Sossano, e mi fanno tampone e mi trovano positivo. Io ho l'obbligo di farmi ricoverare, cioè come funziona? Cioè io posso dire... Quindi la segnalazione in procura è dovuta a cosa? Al fatto che lui è stato reticente prima nel dare conto dei contatti che ha avuto. Allora, faccio una premessa di due parole, penso che la dottoressa sia d'accordo. Noi abbiamo adottato ripetutamente una politica che ritengo vincente di cercare di domiciliare il più possibile i casi che abbiamo. Cioè, il nostro obiettivo è di preservare gli ospedali e di riservarli con appropriatezza ai casi che assolutamente non possono restare a casa.
E quindi se lei si presenta al pronto soccorso di Vicenza con dei sintomi, viene condotto in area Covid, le viene fatto il tampone, risulta positivo, esaminiamo ovviamente con lei prima di tutto il livello di sintomaticità. Quindi se però lei è in grado di rientrare a casa e ci dà garanzie di avere un domicilio di certe dimensioni che può ragionevolmente ricoverarla senza interferire con altri soggetti, noi privilegiamo assolutamente il suo ritorno a casa. Nello specifico abbiamo una persona, primo, che in presenza di forti sintomi, provenendo da un paese in cui è acclarata il fatto che i contagi sono presenti, con un progressivo aggravamento delle proprie condizioni, va in un luogo pubblico, frequenta persone, progressivamente continua a mantenere la vita sociale e lavorativa che faceva prima. E questo secondo noi è un profilo di responsabilità, quantomeno sicuramente probabilmente lo verificherà la procura anche di illegalità. Il secondo tema è che non fornisce chiarezza su tutti i passaggi, i contatti che ha avuto, perché ce ne siamo accorti nella fase successiva. Quindi riteniamo che sia importante anche dare un segnale che qua il lavoro dei nostri ospedali, quindi i nostri medici, i nostri infermieri eccetera, è un lavoro che può avere successo solamente se c'è una complianza, una assoluta aderenza di comportamenti e di collaborazione anche da parte della cittadinanza, perché i numeri sono tali per cui non abbiamo un sistema che possa in autonomia garantire una presenza continua su ogni caso. E quindi secondo noi questa è anche una buona occasione per trasferire questo messaggio. Finisco con quello che ha detto, come è importante, non ha mai detto nessuno qua in Italia, che bisogna anche affinare gli strumenti legislativi. Probabilmente siamo di fronte anche a situazioni nuove e quindi la possibilità del medico di operare in autonomia lo stop e il ricovero, che oggi invece deve passare sempre attraverso l'autorità sanitaria locale che è il sindaco. Grazie. La seconda questione, mi scusi, la pongo a lei. Pongo una seconda questione. E la pongo a lei perché Vicenza è la terza provincia per export a livello nazionale. Mi sembra, non ho notizie dirette, ma mi sembra evidente che, come è successo per l'azienda di Poiana, ci siano altre persone di aziende che hanno cominciato a fare viaggi all'estero. Allora quello che mi chiedo, perché immagino che alle frontiere la cosa non sia facile da capire cosa succede. Chi rientra da un viaggio di lavoro all'estero dovrebbe automaticamente stare in casa 14 giorni, deve segnalare a noi se sono stato all'estero, cosa deve fare? La dottoressa Russo dopo mi dice. Grazie. Penso solo che sia stato apprezzato il fatto che noi abbiamo cercato di intervenire il meno possibile nell'impedire la continuità produttiva dell'azienda. Questo è importante. Cioè, abbiamo enucleato la situazione, però a richiesti che chiudiamo le fabbriche eccetera non abbiamo mai neppure l'abbiamo esaminato, ma abbiamo ritenuto che ci fosse assolutamente gli estremi per farlo. Grazie. Fois e poi Prigioni. Buongiorno, volevo chiederle se la reticenza nel ricostruire i contatti di questi giorni l'abbiate incontrata anche nelle altre persone che si trovavano in viaggio con imprenditori eventualmente in terapia intensiva. No. E se anche in questo caso stiate valutando una segnalazione in procura. No, quelle altre persone, devo dire che le altre persone derivano dall'indagine epidemiologica che abbiamo fatto sul primo caso, perché a lui abbiamo chiesto chi c'era in macchina, perché altrimenti questi qua non li abbiamo mai intercettati, in quanto due sono proprio asintomatici e uno ha dei sintomi, però ci hanno consentito di lasciarli a casa. No, con loro il dialogo è stato abbastanza continuo, uno tra l'altro l'ho sentito anche questa mattina, mi pare che il livello di collaborazione sia stato maggiore. Quindi 37 di Verona e 28 di Padova chiudono il cerchio, rimangono solamente aperta la partita di questi 100 che erano invitati alla festa di compleanno a Vicenza, per Vicentino. Sì, che le partite sono chiuse perché sono delle... Allora, le indagini epidemiologiche, lo spiega ancora meglio di me la dottoressa Russo, vanno a cerchi concentrici. È chiaro che a un certo punto noi il cerchio lo dobbiamo chiudere perché teoricamente arriviamo anche a casa sua dopo farle il tampone. Riteniamo ragionevolmente di aver colpito i contatti diretti, perché non ci siamo accontentati ovviamente solamente dell'elenco che ci ha dato il paziente zero. Abbiamo intervistato la segretaria in azienda, siamo stati lì, cioè le indagini sono complesse, ma ripeto, se non c'è una collaborazione dall'altra parte, qualche volta è ovvio che possono rimanere fuori delle zone d'ombra.
Aggiungo anche che noi abbiamo sempre una controprova dall'altra parte, che è quella della sintomatologia, ossia in questo momento nessuno si è presentato ai nostri servizi, ai nostri ospedali con sintomi che ci facciano collegarlo da una parte al coronavirus e dalla parte dall'aver frequentato queste persone, per cui il tempo passato mi farebbe dire che il problema è che non ci sia qualche asintomatico positivo, per quello bisogna riuscire a dominare, a nucleare. Questa reticenza veniva giustificata in qualche modo, cioè non si ricordava come la motivare? Qualche volta c'è una malintesa idea di stigma del fatto di essere contagiati dal corona e quindi magari si pensa di dover tenere fuori qualcuno. Questo non lo so, le persone che non conosco non so che tipi di ragionamento fa. Sicuramente siamo rimasti molto seccati per di poco da questo comportamento. Le aggiungo che c'è stato anche un atteggiamento molto supponente nei confronti del personale sanitario e questo noi non lo accettiamo. Cioè in che senso? Nel senso che se a me un medico mi consiglia di ricoverarmi, mi consiglia di seguire un certo percorso, ritengo che sia ragionevole che lo faccia per il mio interesse, per la mia salute, mentre invece si ritiene sempre che lo si faccia come una struttura pubblica che non ha altro di meglio da fare in quel momento lì. Non è così. È gente che il sabato e la domenica, parlo dei nostri medici, del pronto soccorso, degli infermieri, degli OS che l'hanno seguito, che erano lì, che lavorano, che sono in turno, che hanno la coscienza del pericolo di questo tipo di contagio, quindi un po' più di rispetto, un po' di attenzione a quello che viene trasmesso, penso di meritarlo. Antonella, ti chiederei di parlare al microfono per rispetto ai nostri ascoltatori. Grazie. Buongiorno, ho capito bene o il signore è tornato dalla Serbia, aveva già dei sintomi evidenti ed è ripartito per la Bosnia? Sì. E al di là della sua reticenza, intorno a lui nessuno gli ha fatto notare che appunto poteva avere contratto il Covid o comunque che non era il caso di mettersi in movimento? È una buona domanda, ce lo chiediamo anche noi. È una persona anche come ruolo, avete capito, è gente che ha industrie, che ha ruoli, probabilmente. C'è anche una famiglia intorno? Vive da solo. Vive da Questo. solo. Grazie. Passiamo alla dottoressa Russo se siete d'accordo. Grazie dottor Paresso. Grazie. Francesca, una preghiera di parlare molto forte e vicino al microfono, grazie. Manca Anche delle slide della dottoressa, così siamo ancora più... Sì, allora buongiorno a tutti. Grazie Presidente per avermi dato l'opportunità di interloquire con voi e per fare un po', insieme una valutazione di quello che è l'andamento epidemiologico di questa malattia nella nostra regione. Allora io ho fatto appunto delle slide che sono riferite, come faccio? Man mano che io parlo la Danila mi aiuta. Allora volevo appunto con dei dati che sono aggiornati a ieri riportarvi un po' la situazione. Allora, il primo elemento è questo famoso indice di contagiosità e di trasmissione della malattia che si chiama R/T. Abbiamo detto anche, mi pare l'altra volta, che si tratta di un indice che sta a spiegare come un soggetto positivo e quanto un soggetto positivo può essere contagioso verso altri soggetti che invece sono suscettibili. E come limite di questo indice di contagiosità viene messo 1, perché se questo R/T è superiore a 1, questo sta ad indicare che l'agente eziologico della malattia circola nella popolazione e l'epidemia non si è ancora estinta. Se invece l'R/T si mantiene al di sotto di 1, significa che il virus ha una circolazione inferiore e l'epidemia tende via via ad estinguersi. È un indice che il Ministero della Salute ha voluto inserire all'interno del monitoraggio, un indicatore che il Ministero della Salute ha voluto inserire all'interno del monitoraggio proprio per valutare questo tipo di andamento. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta viene pubblicato questo indice
diventa una sorta di classifica fra le regioni e, come ha detto il Presidente, non è proprio corrispondente alla situazione epidemiologica di ogni regione, perché questo indice è molto variabile, risente di numerosi elementi. Quali sono? Risente del fatto che se una regione parte con un'incidenza, quindi un numero di nuovi casi bassi, ogni qualvolta aumenta di qualche numero l'incidenza, questo indice aumenta in maniera diciamo molto veloce e significativa, e quindi è un indice anche di trend. Quindi se io parto da 100 e aumento a 102, 103, questo aumenta in maniera importante ed aumenta anche proporzionalmente, come diceva il Presidente, al numero di casi da cui parto. Quindi se parto da 100 aumento a 50 significa che mi raddoppio e così via. Se invece da 100 arriva a 98, a 99, siccome il trend è in diminuzione, anche se non significativo dal punto di vista epidemiologico, il trend viene letto con questo indice come in diminuzione. Quindi il Ministero, insieme all'RCT, inserisce altri elementi e diciamo, classifica per quel periodo temporale, consideriamo che è un periodo temporale limitato, una settimana in confronto con l'andamento della settimana precedente, e dà un'indicazione per dire: guarda che sei in una fascia di rischio bassa, moderata, come quello nostro in questo momento, oppure elevata, nel caso in cui naturalmente raggiunge il 2 oppure lo supera. Quindi è un indice che sicuramente ci è utile. Perché? Perché intanto dà un trend e poi perché sappiamo che è sensibile a che cosa? È sensibile ai nuovi casi, è sensibile alla presenza di eventuali focolai ed è indicativo quindi di uno scarso rispetto di quelle che sono le indicazioni fondamentali, che sono la distanza, l'utilizzo della mascherina, il nostro comportamento corretto, oppure l'arrivo di focolai a seguito di introduzione nella comunità di un virus che proviene da altri paesi. Quindi questo è l'RCT. Quindi è vero che ci può leggermente preoccupare, ma se sappiamo interpretarlo significa che ci dà un input per andare a controllare e approfondire quelli che sono gli elementi che lo costituiscono. Questo è l'RCT. Poi ho voluto presentarvi oggi quelli che sono invece i nuovi positivi per VUS dall'inizio di giugno. Sappiamo che siamo adesso passati nella fase 3, ma dal 4 maggio al 15 giugno eravamo nella fase 2, una fase molto delicata che è quella delle riaperture, e quindi l'incidenza è molto importante. Sapere quanti nuovi casi si verificano in ogni azienda del nostro territorio è molto importante, e quindi abbiamo costruito questa tabella dove vedete da una parte le settimane, dall'altra le ULS e le positività che si riscontrano per ogni settimana. Se andiamo... Numeri rossi e rosi. Sì, quelli sopra sono le ULS fino a 9 e invece poi abbiamo le settimane. I casi, i nuovi casi che sono stati riportati via via giornalmente, ma che erano presenti nelle varie ULS per le settimane corrispondenti. E vedete che alla fine l'ultima riga sta ad indicare la percentuale, quindi come i casi di un'azienda incidono sul totale dei casi che si sono verificati in tutta la regione. Qui abbiamo le due ULS più grandi, che sono quella di Verona e di Padova, che hanno inciso un po' di più, ma più o meno tutte le altre regioni hanno una percentuale piuttosto bassa. Significa che il virus circola ancora, ma i numeri sono abbastanza piccoli. Man mano che questi numeri aumentano, col meccanismo che vi ho descritto prima, naturalmente varia anche il famoso indice di contagiosità. Quindi questa tabella ci serve a capire, al di là dell'indice RCT, dove eventualmente dobbiamo andare a puntare l'attenzione e su quali elementi dobbiamo incidere. Mi perdoni dottoressa, ma così ci capiamo bene. Sì. Le percentuali finali da 14% in poi, cosa indica? Indica la percentuale di casi che si sono verificati in quella ULS sul totale dei casi che sono presenti per quel periodo in tutta la regione.
La somma fa 133. Cioè dal 1 giugno il 14% dei nuovi casi Si sono verificate nell'URSS 1, il 20% nell'URSS 9, il 16% nell'URSS 6 e così. Questo per dire dove si distribuisce l'incidenza della malattia. Scusa, un'altra precisazione, sono presenti anche i casi di non residenti in Veneto che vedo che voi indicate? No, qui non è spiegato, questi sono i casi incidenti, i nuovi casi, indipendentemente che siano di residenti oppure di non residenti, quindi sono i casi nuovi che si sono riscontrati. Poi abbiamo questa rappresentazione grafica che secondo me è molto importante, perché abbiamo una curva, quella blu, credo che si vede in blu anche lì, che è praticamente tutti i nuovi casi che si sono verificati dall'inizio, e quindi significa 19.200, quindi che sono tutti i casi. Però molto importante sono quelli attualmente infettati, perché quelli sopra della curva in blu comprende poi, deve essere decurtata da quelli che invece ci sono chiusi come casi, cioè i casi guariti oppure coloro che sono deceduti. Quello in rosso sta a spiegare gli attualmente infetti, quindi qual è la curva dell'incidenza, come i nuovi casi si sono distribuiti nel tempo. Quindi se io guardo questa curva vedete che l'andamento insomma è abbastanza chiaro ed importante. Mi sembrava importante anche far vedere la rappresentazione grafica di quella che è anche questo indicatore è inserito nel monitoraggio ministeriale ed è continuamente chiaramente monitorato e lo era anche da prima, che sono i ricoveri in terapia intensiva e in terapia subintensiva. E vedete che anche qui l'andamento, per fortuna, è nettamente in diminuzione, ma non solo, è quasi tendente allo zero. È vero che negli ultimi 2 giorni abbiamo avuto questi 2 casi, però il trend è sicuramente tendente a zero, e questo è molto importante, perché sapete tra l'altro che una buona parte dei soggetti che al momento si trovano in terapia intensiva sono soggetti che sono negativizzati. Poi Scusi, rimanendo sulla precedente, post terapia intensiva e subintensiva, i numeri sotto, noi abbiamo avuto un totale dall'inizio dell'epidemia di 19.000 infettati, mentre i 9 posti di terapia sono gli adesso. Sì. Questa è la situazione di adesso, a ieri praticamente. Poi abbiamo considerato i ricoveri, perché anche questo è un altro indicatore inserito nel monitoraggio che viene fatto dal Ministero della Salute, che viene fatto da noi. Qui abbiamo la curva di tutti i cumulativi, che è sempre quella blu, poi abbiamo i dimessi cumulativi, che è quella rossa, poi abbiamo i ricoverati, quella in verde, e vedete che segue lo stesso andamento. Quindi il fatto che la curva dell'incidenza, la curva dell'aggravamento dei casi seguono lo stesso percorso ci dà l'indicazione del trend, quindi a che punto siamo rispetto alla presenza della malattia nella nostra regione. E poi abbiamo i gialli, che sono i deceduti. Quindi risultano 5.588 ricoveri complessivi e 189 attualmente ricoverati. Questo è dato ieri, non stamattina, quindi ci può essere qualche unità in più o in meno. Quindi un monitoraggio molto puntuale e molto preciso, che ci permette di capire qual è la situazione. Importante sono invece anche queste 2 slide, ve li spiego velocemente. Noi abbiamo cercato di capire anche quanti fossero i positivi rispetto ai tamponi che venivano effettuati in termini percentuali, e vedete che qui abbiamo una rappresentazione grafica che ci dà, senza entrare proprio nello specifico, l'idea che mentre siamo arrivati a un livello molto alto di positività del campione e dei tamponi, che erano all'intorno al 14-16%, via via questo tipo di percentuale fortunatamente è diminuita perché il virus circola meno, è diminuita perché questo virus è meno infettante, non lo sappiamo, però l'andamento di questo tipo di grafico ci rappresenta come la percentuale venga diminuita. Se andiamo avanti, vediamo gli ultimi 21 giorni, abbiamo fatto proprio uno zoom che si collega anche all'R con T che abbiamo spiegato all'inizio, che abbiamo
cercato di spiegare all'inizio. Vedete che questi sono praticamente giorno per giorno i tamponi positivi in percentuale rispetto a quelli effettuati. Dovete sapere che in media noi facciamo ogni giorno dai 9-10.000 agli 11.000 tamponi, quindi una forbice che arriva e si stabilizza intorno ai 10.000 tamponi. E qui abbiamo una percentuale che va allo 0,14-0,16% rispetto ai dati che avete visto all'inizio quando avevamo l'acme dell'epidemia. Quindi se vedete questi due picchi alla fine, che cominciano intorno al 25-26, abbiamo praticamente i focolai di cui vi abbiamo parlato. Quel focolaio di Vicenza è naturalmente un focolaio più grosso, ma abbiamo avuto anche piccoli focolai, 2-3 soggetti, o focolai intrafamiliari o focolai che riguardavano colleghi di lavoro, tipo quello di Feltre. Quindi questi hanno fatto praticamente aumentare e variare il famoso RCT di cui abbiamo accennato. Allora, questo è lo stesso grafico, è praticamente quello che ho detto adesso, quindi questi casi che voi vedete nella parte più alta sono 10-11 casi, sono quelli che poi hanno determinato quella percentuale di positività e hanno determinato quell'aumento dell'RCT. Il dato a zero del 2 di luglio non dovete considerarlo perché questo dato deve ancora essere caricato, quindi i dati sono all'1 luglio in questo caso per quanto riguarda l'incidenza, ma questo mi sembrava abbastanza utile per comprendere, per saper interpretare anche le preoccupazioni e quello che viene detto e comunicato alla popolazione. Se andiamo a vedere i focolai, questo è stato fatto vedere anche qualche giorno fa, vedete che effettivamente i focolai sono in diminuzione. Perché sono in diminuzione? Uno, perché nelle settimane che riguardavano le ultime settimane di maggio, la maggior parte dei focolai piccoli, certe volte 2-3 persone, sapete che un focolaio sono 2 o più soggetti, erano presenti principalmente all'interno delle strutture per anziani, dove avevamo dei focolai residui che via via si andavano spegnendo. Tra l'altro un focolaio costituito da 2 o più soggetti viene considerato tale fino a quando si estingue del tutto, cioè anche se c'è un soggetto ancora positivo di un focolaio, questo focolaio viene considerato attivo. Poi abbiamo dei focolai in aumento, come potrebbe succedere nell'ultimo focolaio di Vicenza se si dovessero sviluppare delle nuove positività, o dei focolai che sono invece in diminuzione via via che i soggetti guariscono o permangono asintomatici nell'intero periodo di osservazione, che è quello dei 14 giorni. Quindi anche questo è un elemento non che ci rassicura, ma un elemento di tendenza che ci dà un'idea di come l'epidemia si comporta e il trend che assume, l'andamento che assume all'interno della nostra regione. Scusi dottoressa, cosa vuol dire settimana e poi tra parentesi invio? Questi sono i dati che mandiamo al Ministero, perché il Ministero, grazie per la domanda, questo è un altro indicatore che fa parte del monitoraggio ministeriale. Quindi noi dobbiamo mandare giornalmente, mandiamo tutti i dati, quindi i nuovi decessi, i nuovi casi eccetera, però anche il monitoraggio del focolaio è molto importante, perché per classificare una regione a rischio il Ministero vuole monitorare i focolai, perché i focolai sono importanti nella valutazione anche del fatto che dove si verificano questi focolai. Se sono dei focolai intrafamiliari significa che i soggetti non riescono a mantenere l'isolamento di cui parlava il dottor Pavesi prima, oppure se sono dei focolai all'interno di strutture per anziani o altre strutture o altri centri, oppure se sono focolai che sono determinati da virus circolanti all'interno della regione o un virus importato da fuori della regione. Quindi la descrizione di un focolaio non è un semplice numero, ma ci dice molti elementi che ci sono utili poi per intervenire e per individuare quali sono le misure più opportune per controllare quel tipo di focolaio. L'ultima slide che ho preparato, che è praticamente una visione di quelli che sono gli attualmente infetti, guariti, il totale dei casi eccetera, mi sembrava utile per dire che quello con cui ha detto il Presidente, che è un pericolo, un elemento da tenere sotto controllo sono i focolai che possono nascere da virus che vengono introdotti da paesi
extraeuropei. A questo proposito io ho avuto in questa settimana la possibilità di confrontarmi sia con il dottor Rezza, che è il direttore del Ministero della Salute, sia con altri colleghi miei pari di altre regioni, in particolare con l'Emilia Romagna, e abbiamo discusso con il Ministero di proporre un tipo di attività che potrebbe essere quella di sottoporre a isolamento per quanto possibile i soggetti che provengono dai paesi extra Schengen, indipendentemente che abbiano un lavoro nel nostro paese. Questo lo dico perché il DPCM prevede che per i soggetti che provengono da questi paesi ma che vanno nel loro paese d'origine e rientrano per motivi lavorativi non sono soggetti alla quarantena. Allora, le persone che... Se puoi spiegare meglio questo concetto e la lettera che avete mandato. Sì, allora praticamente il soggetto che ha qui un ristorante, faccio per dire, ma è un pakistano o uno di un altro paese e va nel proprio paese d'origine, quando rientra, poiché rientra perché ha qui un lavoro stabile, un'attività stabile, non è soggetto alla quarantena. Questo lo dice qua il DPCM dell'11. L'11 giugno. Invece noi abbiamo scritto al Ministero, intanto facendo presente che avevamo questi focolai importati, chiedendo che tutti i soggetti che rientrino possano effettuare il tampone. Se non vogliono disporre l'isolamento, potremmo al momento dell'arrivo fare un tampone. Se questo è negativo, la persona, informando anche il datore di lavoro, potrebbe andare a lavorare con i dispositivi di protezione e fare un secondo tampone a 5-6 giorni dall'arrivo, che potrebbe essere il momento in cui si potrebbe sviluppare la positività, ma non necessariamente la sintomatologia, e quindi è importante individuare la positività e quindi avere la possibilità di monitorare il soggetto. Meglio sarebbe, se questo è possibile, se la persona rimanesse per tutti i 14 giorni in isolamento. Questo riguarda gli stranieri che lavorano qui e che ritornano nei loro paesi, ma la cosa dovrebbe essere applicata anche a coloro che vivono qua e hanno sede di lavoro in paesi dove le misure di controllo sono diverse rispetto al nostro paese. Questo ci eviterebbe di andare incontro a quello che abbiamo appena presentato. Possiamo, dottoressa, dettagliare meglio tutta questa parte facendo degli esempi? Io sono un italiano come Vicentino che è andato in Serbia, sono andata nella mia fabbrica decentrata, torno a casa, avevo l'obbligo, la domanda che aveva fatto anche il collega POR, avevo l'obbligo di stare in quarantena o no? No. Perché il DPCM questo non lo prevede, perché comunque è andato per una situazione di lavoro, è rientrato nel suo paese e non ha l'obbligo di fare la quarantena. Quindi chi è che ha l'obbligo di fare la quarantena? La quarantena sono coloro che vengono per esempio a cercare lavoro, che vengono da un paese extra Schengen, che vengono nel nostro paese, sono dei nuovi arrivi, ecco, questo sarebbe meglio da definire. Oppure delle persone che vengono qui anche come turisti, che possono essere australiani, eccetera. Se vogliono venire a visitare il nostro paese devono pensare che devono fare 14 giorni di quarantena. Poi quando scusa, ora sono brevissimo. Fois, Erle, tu hai domande, Filippo? Avevo... No, dopo allora. Fois, Erle, Tosato e Regioni? No. Quindi non avrebbero dovuto fare la quarantena, come non hanno fatto di ritorno dalla Serbia, però magari l'avrebbero dovuta fare quando sono tornati dalle Giugorie il giorno dopo. Allora, non dovevano fare la quarantena, però nel DPCM non c'è solo il discorso della provenienza, questo secondo me è importante. Il DPCM dice che una persona è obbligata a segnalare di avere una sintomatologia compatibile con quella del Covid e deve segnalarlo contattando il proprio medico curante. Quindi il soggetto che indipendentemente che vada in un paese extra Schengen o che vada in un'altra regione o che vada in un altro paese, se ha una sintomatologia compatibile, che sarebbe la febbre, una sintomatologia respiratoria, deve segnalarlo. È chiaro che se vado in un paese dove non conosco quali sono le misure di prevenzione, in un momento in cui abbiamo una pandemia e rientro, se ho dei sintomi, il primo sospetto deve essere il Covid. Quando noi facciamo i viaggiatori internazionali, abbiamo degli ambulatori e mandiamo nei paesi a rischio malaria,
Diciamo, quando tornate e avete la febbre, la prima cosa che dovete pensare è la malaria. In questo caso il primo sospetto che obbligatoriamente un soggetto deve pensare, ma non perché sia obbligatorio, ma perché è importante per se stesso e per gli altri, è che potrebbe essere un'infezione da coronavirus. E questa è una condizione essenziale, indipendentemente dal paese da cui la persona proviene. Piero? Sì, dottoressa, due domande volevo fare. La prima è se vuole una curiosità, però 3 giorni fa, credo tutti quelli che si collegano alle vostre dirette siamo curiosi dei numeri che escono ogni giorno. 3 giorni fa risultavano 10 contagi in provincia di Treviso in più, erano un giorno di più 15, le dico. Allora, siccome il presidente Zaia ha fatto un assegno, ha fatto, lei ce l'ha spiegato che c'è avuto un problema di stranieri che possono essere infetti, mi chiedevo se c'è una corrispondenza in questo senso. Sì, se vuole dire anche la seconda, che poi non parlo più, non mi disturbo. Sempre da calcoli pannometrici, ma insomma questa settimana da lunedì ad oggi darebbe più 44 casi di contagi nel Veneto. Questo significa che dovremmo aspettarci, immagino, un RT in aumento senza però preoccuparci troppo, ecco, grazie. Allora, i focolari non sono solo quello, abbastanza particolare che abbiamo riscontrato a partenza da Vicentino, che ha interessato 3 province, che è arrivato alla cronaca e giustamente comunicato, anche perché ha anche l'obiettivo di individuare altri soggetti che potrebbero essere interessati, come diceva il direttore prima. Abbiamo avuto anche altri microfocolai, abbiamo un focolaio di un soggetto proveniente dalla Nigeria con il figlio che si sono contagiati, abbiamo dei soggetti provenienti dal Pakistan che sono arrivati, avevano sintomi, sono stati valutati ed erano positivi per il Covid, quindi abbiamo diverse situazioni. Moldavia, il pulmino che è proveniente dalla Moldavia, dove abbiamo riscontrato 4 positività più 2 nelle persone del Veneto che sono venute a contatto, quindi è chiaro che il virus entra soprattutto dall'esterno in questo momento. Allora, non ho detto che non dobbiamo preoccuparci se aumenta l'RT. Io dico che l'RT è uno degli indicatori di valutazione che ci permette di capire come sta procedendo l'epidemia nella nostra regione. Ci dobbiamo preoccupare dell'RT per cercare di capire per quali motivi è aumentato e quindi cercare di prendere le misure. Dobbiamo preoccuparci se aumentano i focolai, perché dobbiamo capire dove aumentano questi focolai e cosa dobbiamo fare. Ci dobbiamo preoccupare se aumentano i ricoveri in terapia intensiva, ci dobbiamo preoccupare se aumentano i ricoveri in malattie infettive o in reparti non critici. Questi sono un insieme di indicatori che riassumono la situazione epidemiologica di una regione. Filippo? Direttrice, la domanda era questa. Prima lei accennava ci ha detto abbiamo scritto al governo circa... Non al governo, al Ministero della Salute. Ecco, esattamente cosa vuol dire abbiamo scritto? Allora, ci sono stati 2 momenti. Allora, il professor Rezza, che adesso è il direttore della prevenzione al Ministero, è un interlocutore per le regioni molto presente. Quindi io l'ho sentito e ho detto guarda che nella nostra regione abbiamo dei focolai, non avevamo ancora quello di Vicenza, che per casi importati. Lui mi ha detto è vero, perché ho visto che mi hanno chiamato anche le 3 regioni per questo problema. Possiamo eventualmente mandare delle indicazioni e fare una circolare. Allora io ho detto se vuoi mi sento con i miei colleghi, i miei pari di altre regioni, abbiamo a livello della conferenza anche un gruppo ristretto che lavora per la conferenza e per interagire naturalmente anche con il Ministero e ti facciamo una proposta. Abbiamo scritto una paginetta di documento e io l'ho inoltrata alla dottoressa e le ho detto ti mando questa se ti può essere utile e come base per un'eventuale circolare ministeriale. Sto parlando di provvedimenti esclusivamente tecnici, non di leggi o di altri elementi. Dopodiché ieri ho fatto una lettera, perché quello che avevo detto al telefono l'ho trasformato in una nota perché possa essere utile anche al Ministero per poter supportare la necessità di portare avanti una circolare. Quindi ho scritto quello che stava succedendo, cioè che abbiamo
dei focolai, che chiediamo quali possono essere le misure per cercare di aggirarli. Questa è la vicenda. Questa nota è condivisa da altre regioni, oltre alla regione. Allora, la proposta per fare la circolare io l'ho condivisa con l'Emilia Romagna. Invece la nota è simile a quella che ha fatto l'Emilia Romagna per evidenziare quello che stava succedendo nella loro regione. E altre regioni hanno scritto, ma questo è dovuto perché noi, a parte le segnalazioni, dobbiamo anche notiziare il Ministero di quelle che sono le difficoltà che talvolta si riscontrano proprio per lavorare in maniera integrata. Diciamo Veneto e l'Emilia sono un po'... Beh, non solo, noi abbiamo un gruppo di regioni, che sono 5 regioni, che sono state individuate. Il Veneto è capofila nell'ambito della prevenzione, con l'assessore per la parte politica e con me per la parte tecnica, e abbiamo lavorato con la Lombardia, con l'Emilia Romagna, con la Toscana e con la Campania, per avere una rappresentatività di tutte le regioni del nord, del centro e del sud. Grazie. Se non ci sono altre domande direi per il Presidente. Ah, scusa. È duplice. Nel senso che la domanda è tecnica dalla dottoressa Russo, ma è anche politica per il Presidente. Lei, da quello che abbiamo capito, dice che di fatto la quarantena è obbligatoria per chi viene o per turismo da paesi area non Schengen e per chi viene a cercare un lavoro. Per chi già ce l'ha, e soprattutto anche per gli italiani o i dipendenti stranieri che lavorano in Italia, la quarantena non la devono fare. Allora, se ieri il vice ministro Sileri a Padova dice la quarantena è già un metodo di trattamento obbligatorio e violarlo è già punito, ma si tratta di casi isolati, probabilmente si riferiva ad altre persone, non contemplava questa cosa degli stranieri. Allora il punto è che forse c'è bisogno anche di un chiarimento tecnico. Allora, diciamo che il DPCM adesso non ce l'ho qui, mi pare che sia l'articolo 8 e l'articolo 9 del DPCM dell'11 giugno specifica questo discorso della quarantena. Tra l'altro è stato ripreso anche nella bozza di ordinanza che il Presidente vuole portare avanti, proprio specificando quando è obbligatoria la quarantena, ma quando soprattutto, lo ripeto, è obbligatorio che il soggetto che proviene da un altro paese con sintomatologia suscettibile di Covid deve contattare l'autorità sanitaria, il medico, scusate, se no entro con il sindaco. La seconda domanda era per il Presidente. La seconda domanda è politica per il Presidente, sì, da un punto di vista politico se bisogna fare qualcosa per obbligare a fare la quarantena, però anche qui se no sembra che il vice ministro dica che è già tutto previsto e che quindi state montando... Voi conoscete il nostro atteggiamento? No, noi lo stiamo montando nel senso che nella totale serenità conoscete il nostro atteggiamento, che è quello di pensare che il mondo, soprattutto se pensiamo alle attività umane, siano libere assolutamente da qualsiasi vincolo. È una novità ovviamente non irrilevante, che è quella, voi pensate abbiamo 118 persone coinvolte da focolai in Veneto che sono tutte straniere, cioè che ci portano da fuori il virus. E quindi, come ho detto, senza neanche saperlo, fra l'altro, in queste settimane è fondamentale stabilire delle regole di reciprocità senza creare allarmismi, ma a tutela di tutti i cittadini italiani e stranieri che sono presenti in Italia. Non c'è nulla di che. Tanto è vero che non so, c'è il bollino rosso, c'è ad esempio per i paesi del Nord Africa rispetto a dei focolai che hanno lì, che sono importanti, per esempio dall'Egitto e da altri paesi. Nei Balcani adesso c'è questa novità del lockdown a Belgrado, del fatto che ci siano focolai in giro per i Balcani, anche questo è un tema che va affrontato. Altre domande, Filippo? Sarà alta prima. No, a posto. Io proprio così, insomma, una domanda stramazzante. Possiamo fare che io ti dico prima la risposta? Ecco, la risposta secondo me... Io ti dico prima la risposta, non si indovina la domanda. Ecco, da un certo punto di vista, forse lei la risposta l'ha già anticipata. Perché se non ho capito male, allora, fuori di scherzo, ieri c'è stata questa intervista che abbiamo pubblicato al professor Crisanti
dove Crisanti dice: io non voglio litigare con il Presidente Zaia, abbiamo collaborato, sono ancora disposto a collaborare, adesso però lui si fida di altre persone, non mi coinvolge più, non mi chiama più. Questo dice, io cito l'intervista, No, io non l'ho letto. non sono parole mie, insomma lui sostiene in sostanza che si tratta di non abbassare la guardia sul fronte dei tamponi, ma lei nel prologo di questo punto stampa ha detto: qui stiamo parlando di un cluster importato dalla Serbia, quindi nulla c'entra appunto. Però insomma la domanda sarebbe questa: siccome Crisanti figura ancora nel comitato tecnico scientifico della regione, è pensabile un suo diciamo un coinvolgimento più diretto rispetto a quello che lui ritiene di svolgere in questo momento? Ma guarda, cioè io non governo il comitato tecnico scientifico, so che ci sono molti autorevoli professionisti coinvolti, c'è il professor Crisanti, c'è il professor Navarresi, la professoressa Tacconelli, il professor Vianello, la dottoressa Russo, insomma il dottor Saia che è il coordinatore, poi chi c'è ancora? La dottoressa Maria Cattelà, insomma c'è il mondo dei top della sanità. So che vengono auditi su molti temi di natura sanitaria, per cui mi fermo qui, dovete chiedere al dottor Saia che è il coordinatore se c'è qualcuno che dichiara di non essere stato contattato, ma le riunioni sono ufficiali, le interlocuzioni sono ufficiali, ma ti ripeto, non sono nelle condizioni di rispondere perché non è affar mio il tema del comitato tecnico scientifico, non è il governo è una realtà indipendente e squisitamente diciamo tecnica. Piero. Una questione legata al turismo. Adesso io parlo in maniera un po' rotta, ma è sembrato che ieri pomeriggio il Veneto fosse al centro dell'attenzione dei media per il focolaio e oggi tutti i giornali c'erano in prima pagina. Se non ho letto male, stamattina c'era la notizia del focolaio a Ravenna. Allora mi chiedevo, ecco, c'è diciamo, una situazione delicata nel fatto che arrivano turisti stranieri perché ne stanno arrivando, qualcuno ne arriva. Dall'altra parte il messaggio è attenzione perché qui sono ancora zone difficili. C'è un nervosismo, questo perché la parte dei No, guarda, ti ringrazio per questa domanda, io non lo considero nervosismo, ti dico che noi abbiamo un pregio e un limite. Il pregio è che abbiamo un piano di sanità pubblica che è performante, il limite è che abbiamo un piano di sanità pubblica che è performante. Quindi siamo talmente efficaci. Poi immaginate solo una cosa, se noi avessimo i 5 contagiati, avessimo saputo che sono contagiati, punto, non vai in cerca dei 100 da isolare, non vai a fare tanto casino, eccetera, passa con una tranquillità che è unica, ma io penso che sia fondamentale avvisare i cittadini, perché sono i primi ad avere il diritto ad avere le informazioni, ma anche a non avere il diritto di avere l'alibi. Deve essere chiaro questo. Perché sapete, io ogni tanto vedo, ma qualcuno magari lo dice anche qui provocatoriamente, ci sta, ma perché il Veneto, perché adesso si associa che il Veneto ha aperto tutto, ma il Veneto ha fatto esattamente, sfido chiunque, lo dico anche il mondo della scienza, di dimostrarmi che il Veneto non abbia applicato in maniera rigorosa i DPCM. Vi ricordo che se il Veneto ha aperto i ristoranti, i bar, il 18 e le spiagge, perché c'era scritto nel DPCM, e così vale per tutte le altre aperture. Quindi non vorrei che qualcuno si creasse l'alibi che se magari arriva il virus è colpa delle aperture. Ti ricordo peraltro che le aperture ormai si sono perse nella notte dei tempi, quindi se avessimo avuto il problema diretto delle aperture sarebbe già venuto fuori. Il vero tema è del rispetto delle regole. Se da un lato ci sono ragazzi che non portano la mascherina, che fanno baldoria, dall'altro ci sono ragazzi che scrivono di rimporre la mascherina, per dire. E quindi c'è un dibattito sociale che non è indifferente in questa fase. Però noi diciamo che il lunedì presentiamo un'ordinanza non per andare, diciamo, a introdurre nuove regole per i cittadini, ma semplicemente per dare più potere ai sanitari nel momento in cui ci sono gli isolamenti fiduciari e ci sono, o peggio ancora, l'isolamento o il ricovero delle persone che sono affette dal coronavirus, quindi positivi. Questo cercate di darci una mano. Cioè tutti noi viviamo della pagnotta qui in Veneto e non possiamo mettere a ferro e fuoco
i nostri operatori, le nostre aziende, facendo passare a livello nazionale l'idea che qui è tornato il Vietnam dal punto di vista sanitario. Assolutamente no. Li avete visti i dati? Cioè noi siamo a contagio praticamente zero. Li avete visti le curve, avete visto i numeri, avete visto tutto. Allora, Flash, la signora Padovana è a casa o è ricoverata? È ricoverata. Quindi sono due ricoverati, uno a Vicenza, uno a È ricoverata. terapia A me intensiva. risulta che sia ricoverata a Schiavonia. No, non è ricoverata. Non è ricoverata. Però la presa in carico è stata a Schiavonia. Pronto soccorso a Schiavonia. L'altra domanda, Presidente, quindi l'ordinanza che lei farà sarà per dare più potere ai medici per obbligare qualcuno a essere ricoverato nel momento in cui dovesse presentare sintomi e aumentare le multe per chi sgarra? Si considera che noi non abbiamo così tanti poteri rispetto al trattamento sanitario obbligatorio, piuttosto che l'introduzione del penale noi non la possiamo fare per l'isolamento fiduciario. Ne ho parlato con Speranza, ne ho parlato anche ieri sera con i sottosegretari ausiliari, e proprio perché questi sono temi da affrontare. Devo dire che il Ministro ha convenuto con me che il tema del ricovero è un tema che nei casi estremi come quello che è accaduto è un tema da valutare e da riapprofondire. Vi confermo che il penale è stato tolto per l'isolamento fiduciario del non positivo, del contatto stretto, invece è rimasto per il positivo. Prima invece avevamo penale sia da una parte che dall'altra. Se posso? Prigioni, Grazie. doppio. Hai intenzione anche di poter introdurre qualcosa per quanto riguarda la quarantena per le persone straniere che tornano in Italia per motivi di lavoro? Non si può No, non lo permettere possiamo di fare. Noi possiamo fare tamponi, che è quello Certo. che facciamo. E suggerire magari al Ministero di stringere un po' le mani. Ma sì, guardate, la cabina di monitoraggio è nazionale rispetto ai paesi. Io penso che possa essere già sufficiente un buon piano di testing rispetto a chi entra. Ovvio che siamo in una fase, come avevo detto l'altra volta, di limbo, no? Cioè, siamo in una fase estiva, quando abbiamo sentito dire che il caldo non ha influenza, però io vedo che il virus ha fatto così, cioè, può essere anche fortuna, non sarà tema delle temperature, però mi sembra che una certa correlazione ci sia anche rispetto a questo. Vedremo quando torna l'autunno. Ovvio che noi vi presenteremo un piano di sanità pubblica entro luglio che dice con chiarezza cosa faremo, così chissà che stavolta non ci sia qualcuno che dice che non l'abbiamo detto, l'ha detto, cioè, quindi a metà luglio, fine luglio lo presenteremo, poi sarà oggetto di valutazione, se c'è qualche consiglio, noi li accettiamo tutti i consigli, cioè, però il Saluzzo insomma era quasi finito, insomma io l'ho già visto e mi sembra un bel piano, anche fra l'altro con un cronoprogramma per tutte le attività da farsi, quindi a prescindere che ci sia malato o non ci sia, magari rischia di diventare uno spreco, ma non lo sarà, perché preferiamo vedere gli ospedali vuoti, l'artiglieria schierata. Avete altro? Sì, no, c'è un'ultima cosa. Poi chiudiamo. Quindi le sanzioni da 5.000 euro per un positivo che abbandona l'isolamento, Certo. esce di casa, o da 1.000 euro per invece Ci sono. persone per isolamento. Questi sono dei provvedimenti regionali o questi sono No, provvedimenti non sono nazionali? provvedimenti regionali. La regione, diciamolo, no? Lo diciamo quei 2 o 3 che vedono dittatura dappertutto. La regione non ha facoltà di inventarsi sanzioni. La regione mutua le leggi nazionali, cioè le prende dalle leggi nazionali che sono previste nel DPCM. Quindi noi non ci mettiamo, noi applichiamo leggi nazionali in materia di sanzioni. Tanto è vero che diciamo che secondo noi è stato sbagliato togliere il penale sull'isolamento fiduciario. Però i soldi vanno alla regione, al coronavirus. Grazie. Ci rivediamo lunedì. Buon weekend. Lunedì.